Buongiorno in diretta con Focus TG, ancora degrado e violenza a Mestre, il padre di una bambina aggredito da due uomini mentre portava la figlia con il passeggino in via Piave. Andiamo in diretta da Filippo Fois per i particolari. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea dal tratto di via Piave in cui ieri sera è terminata un'aggressione che era cominciata in via Felisatti. Ad essere aggredito è un giovane tunisino che stava passeggiando assieme alla moglie di nazionalità russa e alla loro bambina in passeggino. Stavano rientrando a casa e per quello che si è saputo non stavano passeggiando sul marciapiede ma in mezzo alla strada. A quel punto sono passati due uomini in bicicletta che li hanno apostrofati in maniera molto pesante e spintonati. Insomma, tanto è bastato, cioè un fatto assolutamente trascurabile perché si scatenasse la rissa. I due uomini sono scesi dalla bicicletta e hanno iniziato a malmenare il povero padre della ragazzina. La rissa che è cominciata in via Felisatti è proseguita poi in via De Amicis, che si trova proprio alle mie spalle, come vi sta facendo vedere adesso Simone Merlo, e si è conclusa qui. Qui tra l'altro non è un posto come gli altri in via Piave, perché quello che tra poco vi farà vedere Simone Merlo, che si trova alla mia destra, è un centro culturale islamico che tra l'altro dovrà essere chiuso la prossima settimana perché c'è stata una sentenza che ne impone la chiusura. Dentro questo centro era il momento della preghiera, per cui c'erano parecchie persone. Noi tra poco sentiremo anche il responsabile di questa struttura. Ebbene, l'aggredito a quel punto era diventato una maschera di sangue perché era stato colpito anche con un tronco un ramo che era stato prelevato da un albero da uno dei due aggressori. Qui dove ci troviamo si è riempito naturalmente di forze dell'ordine. Gli aggrediti sono stati portati in caserma dove hanno fatto le denunce, però c'è da dire che anche la signora ha detto si tratta di due persone che sono piuttosto conosciute qua in zona, che noi vediamo spesso per strada, e adesso abbiamo anche una discreta paura di poterli rincontrare dopo quello che è successo e dopo che hanno saputo che naturalmente il fatto è stato denunciato alle forze dell'ordine. Si tratta di forse, se vogliamo, anche un piccolo evento che però dà il polso della situazione di come si viva in quest'area di Mestre, in cui già prima che il sole tramonti le situazioni possono prendere davvero una brutta piega, al di là di quello che è lo spaccio, le aggressioni e anche le rapine che avvengono. Diciamo, le risse possono scattare anche per dei motivi estremamente futili, come purtroppo è accaduto anche in questa situazione. Direttore, io direi che per ora da Mestre è tutto, ti restituirei la linea. Grazie Filippo, eventualmente chiedici di nuovo un collegamento se avrai altre notizie o qualche testimonianza. Grazie anche a Sandro Ponchi, il nostro operatore. Intanto vediamo gli sviluppi del delitto di Fontana Fredda. Vediamo il titolo del Gazzettino: Vladimir Topiana ucciso per una lite su una proprietà in Albania. Padre e figlio arrestati per omicidio. Il dolore della sorella Flora era un esempio instancabile, aveva appena acquistato casa e oggi padre e figlio saranno interrogati e sono entrambi dipendenti della ditta di costruzioni Ferracin di Ossago, ed è proprio al campanello di casa del titolare che l'assassino aveva suonato a tarda sera chiedendo aiuto. Ma ti rendi conto quello che è successo? Sì. Non sapeva cosa doveva fare, in poche parole. Con tranquillità gli ho detto sediamoci qua, parliamo un attimo e cerca di essere il più collaborativo possibile, di denunciare il fatto subito, e infatti l'ha fatto. La fuga di Roger Shota, il 34enne albanese killer di Fontana Fredda, è terminata a tarda sera ad Orsago, quando a prelevarlo dall'abitazione dell'imprenditore Angelo Ferracin, suo datore di lavoro, sono arrivati i carabinieri di Vittorio Veneto, ai quali ha raccontato di aver sparato poco prima davanti ad un bar a un suo connazionale, un parente, il 43enne Vladimir Topiana, autista per una ditta di Porcia, residente a Cordenons. Shota, stravolto, ha suonato al campanello di casa di Ferracin, ammettendo quello che aveva appena fatto. È stato l'imprenditore che il 34enne considera come un padre a convincerlo a costituirsi e a chiamare il 112.
Quali sono state le sue parole che lo hanno convinto? E niente, gli ho parlato come parlo sempre, come se fosse stato mio figlio, uguale, identico. Lui ha pianto? No, era molto era proprio triste, non è che abbia pianto. Roger è stato arrestato insieme al padre Pren, di 67 anni, anche lui dipendente di Ferracin. Il delitto è il culmine di una lite furibonda di cui andranno chiarite le cause con la vittima che ha strappato a morsi l'orecchio del papà del giovane. A quel punto il 34enne ha esploso 3 colpi che hanno raggiunto il rivale alla testa, freddandolo all'istante e lasciandolo esanime a terra, come ha raccontato un testimone. In poche parole è arrivata una macchina, si sono un po' azzuffati tra i due, quello che è sceso cosa, e poi si sono sentiti 3 colpi di pistola d'arma da fuoco e questo è rimasto lì, morto all'istante. Una scena drammatica di fronte alla quale il figlio della vittima, un 17enne, è crollato in un pianto inconsolabile. Per Ferracin una violenza inspiegabile, quella di Sciota. No, veramente. Non ho mai avuto nessuno neanche segnale che potesse essere violento o altro. No. Un gran lavoratore. Sì, puntuale e molto aziendalista nel senso, lui probabilmente è anche preoccupato che il giorno dopo non veniva neanche a lavorare, è venuto qua anche a dirmelo. Quasi a chiederle scusa. Sì, è un tipo così. Gli aggressori, padre e figlio, lavorano entrambi per l'impresa di costruzione di Ferracin da 3 anni. Già facevano il tipo di lavoro che io faccio e quindi erano anche già persone esperte, nel senso capaci nel loro lavoro. E cosa svolgevano? Che mansione svolgevano? Uno è uno scavatorista molto bravo e l'altro fa il caposquadra. Il padre è il caposquadra? No, lui. Per Roger e Pren Sciota l'accusa è di omicidio aggravato in concorso. Prima dell'arrivo dei carabinieri, il 34enne di Sacile, padre di 2 bambini, di cui una piccola appena nata da 4 mesi, ha chiesto un favore a Ferracin. Pensava alla sua famiglia. Pensava alla sua famiglia, sì, mi ha detto che andassi a trovarla e che ha 2 bambini piccoli, ho detto quando sarà l'ora andrò. Cosa le ha chiesto? Di stare vicino ai figli, gli ho detto faccio tutto quello che è possibile. Visto il nostro inviato Nicola Marcato, adesso torniamo sulla terribile esperienza vissuta dall'assessora alle politiche sociali del comune di Dolo, Chiara Giuliano, che è stata aggredita da un uomo che ha tentato di usarle violenza. Vediamo. E dire che non è successo niente perché non è riuscito a mettermi le mani addosso quando io ho dovuto correre, chiudermi in macchina, vedere la mia macchina sacchettata, pugnata, presa a calci, sentirmi urlare scendi, vieni a letto con me. Ha cercato di staccarmi gli specchietti della macchina per non farmi fare manovre, non farmi uscire, e quando non è riuscito a togliere gli specchietti li ha coperti e io mi sono ritrovata con la macchina per lungo la strada prendendo 2 carreggiate con lui che cercava di bloccare il traffico per non farmi andare via. Non mi si può dire che non è successo niente, era una furia. E io ce l'ho fatta perché sono stata veloce e perché la centralina della mia macchina ha continuato a restare chiusa. A distanza di circa 10 giorni è ancora sconvolta l'assessora alle politiche sociali del comune di Dolo, Chiara Giuliano, che ha subito un tentativo di violenza da un 55enne tossicodipendente del posto, seguito dagli stessi servizi sociali, non nuovo a episodi simili. La 33enne aveva deciso di non rendere pubblico il fatto, ma poi ha trovato la forza di farlo con un post sulla sua pagina Facebook per essere d'esempio ad altre donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare la stessa aggressione, cosa che invece Giuliano ha fatto, e grazie a questo il 55enne è stato arrestato e ora è in carcere. Prima di me non era mai stato arrestato perché non c'era mai stata una denuncia, e se qualcuno avesse denunciato probabilmente ora io starei bene. Quindi io invito con tutto il cuore chiunque dovesse vivere un atto di violenza, un atto persecutorio, una violenza domestica, una violenza psicologica, economica, ad andare a fare denuncia, perché poi le risposte arrivano, però dobbiamo essere le prime ad avere il coraggio, e mi rendo conto che non sia facile perché io sto passando i 10 giorni più brutti della mia vita, però se non l'avessi fatto sarebbe peggio. Questa persona sarebbe ancora libera e io sarei terrorizzata di muovermi nel mio comune. Non è stato facile decidere di rendere pubblico il fatto, consapevole che sarebbero potuti arrivare i soliti commenti sgradevoli.
Prima sono stata inondata da una marea di affetto, di amore e di stima, e poi sono arrivati i commenti di persone di cui io non ho idea che faccia abbiano, e le parole iniziano a cambiare. Iniziano decisamente a cambiare, iniziano ad essere violenti, iniziano ad essere volgari, a darmi la colpa. Ecco, io questa cosa qualche giorno fa non sarei riuscita a gestirla. Faccio ancora fatica, la mia voce trema perché fa male. Ma la volontà di avere giustizia ed essere d'esempio ad altre donne ha avuto il sopravvento. Molti messaggi di solidarietà manifestati dal mondo politico locale, dai consiglieri regionali del PD e 5 Stelle al primo cittadino di Dolo. Di fronte a questo non resta che però essere consapevoli che Dolo non è un paese della paura, ma è un paese che accoglie da una parte, ma dall'altra anche con determinazione blocca e immediatamente rifiuta, diremo pure espelle, soggetti che antepongono alla ragione l'animalità, e questo sia un monito a tutti noi uomini, affinché noi maschi, affinché si abbia rispetto. Avete sentito la voce dell'assessora ancora scossa per la brutta esperienza, e anche però il coraggio e l'esempio di chi denuncia, no? E invita le altre donne a fare altrettanto. E la rabbia e il dolore per le vittime di femminicidio è un atto d'accusa contro lo Stato italiano ritenuto incapace di contrastare la violenza contro le donne. Ha avviato un flash mob per Ilaria Sula e Sara Campanella, le 2 giovani assassinate recentemente a Roma e a Messina. Siamo qui per Ilaria, siamo qui per Sara, ma siamo qui per tutte quelle che quest'anno sono state ammazzate da degli uomini e sono già la 22esima e la 23esima donna di quest'anno. Un flash mob a Venezia per ricordare con rabbia e dolore Sara Campanella, Ilaria Sula e tutte le vittime di femminicidio. Organizzato dal collettivo universitario Liberi Saperi Critici e dal laboratorio occupato Morion, il flash mob si è concluso sul ponte di Rialto dopo una prima fase in campo San Bortolo. Il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. Rabbia e dolore sono i sentimenti che vengono urlati dai manifestanti, ma è solo una parte del messaggio lanciato da Venezia, un messaggio che è politico e chiama in causa lo Stato italiano, accusato apertamente di inadeguatezza e inefficienza alla luce di una drammatica lista di omicidi che pare non avere fine. Uno Stato che non si assume le responsabilità e rifiuta di promuovere un cambiamento, che rifiuta di investire nei servizi di prevenzione alla violenza di genere e nei centri antiviolenza e nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Non saranno leggi restrittive e punitive sul femminicidio, perché non serve agire quando siamo già morte con misure più severe, ma serve prevenzione, serve educazione per produrre davvero un cambiamento. Le morti di Sara Campanella e Ilaria Sula lasciano ancora una volta sgomenti. Entrambe sono morte a 22 anni, uccise a coltellate da 2 ragazzi poco più grandi e reo confessi. Sara per strada a Messina da un compagno di università, Ilaria dal suo ex fidanzato. Il suo corpo è stato ritrovato in una valigia in un dirupo a 40 km da Roma. Siamo costretti a leggere di bravi ragazzi, di raptus, di momenti di gelosia e di quanto siano appunto dei bravi ragazzi che nessuno si sarebbe mai aspettato che facessero niente di simile. Questi ragazzi però altro non sono che bravi quanto volete, ma i figli sani di un sistema che è marcio e che si basa sulla cultura dello stupro, sulla cultura del possesso. Non sono i figli di altre culture, ma sono i figli sanissimi del patriarcato, italianissimi e bianchissimi molto spesso. Servizio di Filippo Fois, e ancora la violenza contro le donne a Zero Branco. Un 31enne è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla donna. Per uno straniero 42enne invece ammonimento del questore per le vessazioni nei confronti della ex. Sorpreso e arrestato dai carabinieri in casa della nonna, malgrado il divieto di fare ritorno nell'abitazione di famiglia. Un 31enne di Zero Branco, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dai carabinieri per aver violato la misura cautelare che il Tribunale di Treviso aveva emesso lo scorso 10 marzo in seguito a una denuncia presentata proprio dalla nonna a gennaio. L'anziana aveva raccontato di continui maltrattamenti da parte del nipote che la minacciava e le faceva pressioni psicologiche. Al 31enne era stato per questo imposto
imposto l'obbligo di allontanamento dall'abitazione della donna e il divieto di avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati. Malgrado il braccialetto elettronico, ha infranto il provvedimento finendo ai domiciliari. Contrasto alla violenza di genere, obiettivo anche dell'ammonimento emesso nelle scorse ore dal questore Alessandra Simone nei confronti di un 42enne straniero che continuava a perseguitare l'ex fidanzata dopo la fine della loro relazione. La ragazza aveva denunciato continue ingiurie, minacce, danneggiamenti, appostamenti sotto casa. Le indagini della polizia hanno confermato il quadro. Non accettando la separazione, l'uomo aveva iniziato a scriverle, a telefonarle, insultandola, minacciando di diffondere immagini intime, annunciandole che si sarebbe fatto del male. Violenze e prevaricazioni che hanno portato all'ammonimento, strumento che prevede, in caso di violazione, pesanti conseguenze. A Casale sul Sile e a Preganziol 2 episodi, protagonisti ragazzini che non esitano a creare molti guai. Vediamo. Stava percorrendo la strada che da Casale sul Sile porta a Quarto d'Altino quando la sua auto è stata colpita da alcuni sassi tirati da dei ragazzini che stavano giocando a lanciarseli addosso nell'isola spartitraffico che separa la pista ciclabile dal parcheggio vicino al supermercato Alì. La signora alla guida ha fermato l'auto e ha sgridato i ragazzini di non più di 14 anni cercando di far comprendere loro la gravità del gesto. In risposta un amico del responsabile della Sassaiola l'ha redarguito a sua volta spiegando come lui per un gesto simile in passato era stato schedato. Non il solo caso che vede protagonisti dei giovanissimi. A Preganziol nel weekend, durante la festa di compleanno di una bimba di 4 anni alla casetta degli Alpini, dei ragazzini di non più di 15 anni si sono avvicinati alle attrazioni del parco giochi dove alcuni piccoli tra i 3 e i 6 anni stavano giocando, bestemmiando e dicendo parolacce. Uno di loro ha prima buttato la lattina che aveva in mano calciandola, poi si è avvicinato a 2 bambine sulle altalene cominciando a storpiare una canzone dei The Colors. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte più non passa e lui l'ammazza. Sconcertati i genitori presenti hanno redarguito i giovani e i suoi amici che non si sono intimiditi e se ne sono andati incuranti del gesto. La denuncia da parte di una delle mamme presenti. Ho sentito la mamma, non ci si sono verificate minacce dirette, ma ovviamente anche il solo fatto di esprimersi con atteggiamenti di maleducazione ovviamente ci deve far interrogare. Per cui, visto anche le dinamiche che si stanno ripetendo anche a livello sovracomunale, è bene che tutte le istituzioni facciano rete assieme alle famiglie per creare dei contesti sani in cui i giovani possano esprimere in maniera costruttiva le proprie potenzialità. Importante è fare prevenzione sicuramente e su questo l'amministrazione comunale con tanti progetti, penso al punto di ascolto all'interno della scuola, penso al progetto Ci sto a fare fatica, tutti i percorsi per far capire che si può stare insieme divertendosi in modo sano e imparando le regole. E a Mestre nello scorso fine settimana, risse, atti vandalici sempre ad opera di giovanissimi. Sentiamo cosa ci ha detto il portavoce della comunità bengalese. Eccoli, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di un'attività privata poco distante da Piazza Barche. Sono giovanissimi, ancora una volta protagonisti di atti vandalici e risse a Mestre. Tra sabato e domenica 2 gli episodi che si sono verificati a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Il primo nei pressi di Piazzetta Coin, il secondo alcune ore dopo in via Palazzo. E sabato verso le 11 di sera ero qua a fare una passeggiata con un mio amico e c'era all'incirca 50 giovanissimi dai 15 ai 17 anni all'incirca secondo me, che hanno seminato panico all'interno della città, vandalizzando le luci, tirando calci ai cassonetti delle spazzature, prendendo a pugni i cassetti delle poste. Le forze d'ordine sono intervenuti subitissimo e ho visto 3-4 volanti dei carabinieri che sono intervenuti a sedare la rissa, poi è venuta l'ambulanza e quindi hanno sedato la cosa. 3 le persone che sono state arrestate, ma rimane il problema del disagio giovanile che va affrontato. Li vedevo smarriti, li vedevo che facevano delle cose senza senso, senza motivo, nel senso, se vedo fare delle azioni, dietro l'azione c'è comunque qualche motivo, no? Quindi erano senza motivo che facevano queste cose qua e gridavano, urlavano, spaccavano bottiglie di birre, come se fossero come dei zombie che andavano in giro a fare disastro. E quindi la cosa mi dispiace moltissimo e vorrei vedere questi giovani che facessero altro, quindi si concentrano a divertirsi con lo sport, a fare delle cose sane, fare delle cose ludiche, nel senso di stare in compagnia, di fare delle cose belle, non queste
queste cose che comunque creano disagi e non li porta da nessuna parte. Aulader, da poco entrato nel coordinamento cittadino e avvicinatosi a Fratelli d'Italia, da sempre attivo sul fronte della sicurezza in città. Io ho sempre combattuto per avere maggiore sicurezza in questa città, che è una città, diciamo, che è complessa, perché Venezia è una metropolitana veramente complessa da gestire, quindi cercherò io, insieme al senatore, insieme al coordinatore Giacomo Nazzellini, cercare di fare qualcosa di concreto. Andiamo a Miane da Christian Arboit in diretta, perché gli hanno sequestrato ad un uomo, un 55enne, un'auto di lusso, una Porsche, e per la rabbia ha dato le fiamme all'auto. Vediamo, sentiamo Christian Arboit in diretta da Miane. A te, Christian. Direttore, sì, buongiorno. Un fatto curioso che minuto dopo minuto diventa grave. Perché? Perché c'è paura qui a Campea di Miane. Siamo in via Cavallotto, ho parlato con alcuni residenti e qui è stata davvero una notte concitatissima, perché alle 2:30 una forte esplosione ha interessato quest'auto. Si tratta di una Porsche Panamera. Era qui parcheggiata a poche decine di centimetri dalle tubature del gas. Alle 2:30 una violentissima esplosione. I residenti mi raccontano di fiamme molto alte, di panico generalizzato, panico proprio perché lì ci sono le tubature che vedete. Immediato è partito l'allarme da parte dei residenti, ma una telefonata è arrivata anche dal soggetto che ha appiccato le fiamme, un 55enne artigiano di origine britannica. L'auto è di proprietà della donna 60enne con cui convive. La motivazione è quella che hai detto te, per certi versi, ed è sorprendente. Ha dato fuoco a questo veicolo perché era sotto sequestro per tutta una sequela, un rosario di contestazioni ai sensi appunto del codice della strada. Quindi il veicolo era sotto sequestro. Per la rabbia di non poterlo utilizzare, è stato dato alle fiamme in un momento di nervosismo, questo appunto a ridosso delle tubature del gas. Per questo i residenti sono scesi giù dal letto. Per questo c'è stato il panico e per questo oggi c'è stata paura. Va sottolineato, i residenti finora che ho incontrato con Tommaso Migotto sono stati gentilissimi, ma altrettanto fermi nel dire: noi qui abbiamo paura. Non è la prima volta che accadono cose spiacevoli, certo una cosa del genere non era mai accaduta. Su questo fatto stanno indagando i carabinieri. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco, che appunto hanno evitato il propagarsi di questo incendio. Va anche detto che il 55enne è stato portato in ospedale per delle lesioni, quindi è rimasto ustionato, lesionato seppur lievemente in questo scoppio che poteva avere conseguenze ben peggiori. Questo va sottolineato. Quindi notte di mobilitazione a Miane, con quali sviluppi lo staremo a vedere nelle prossime ore. Per il momento è tutto con Tommaso Migotto, ti restituisco la linea. Grazie Christian Arboit e Tommaso Migotto per la parte tecnica. Andiamo a Tezze sul Brenta, dove è stato danneggiato il monumento ai caduti, e qui siamo sempre ai soliti vandali. Ennesimo atto vandalico a Tezze sul Brenta, dove qualcuno ha pensato bene di danneggiare una delle colonnine che circondano il monumento ai caduti. Siamo in piazza Scola Cantorum, in pieno centro a Belvedere. Come potete notare, la pietra è stata incrinata sin dal basamento. Forse era qualcuno che è riuscito a entrare in piena area pedonale con un mezzo e l'ha urtata. A segnalarci il vandalismo un nostro telespettatore sdegnato per l'accaduto, in vista soprattutto dell'ormai prossimo 25 aprile, data dell'80° anniversario della liberazione, in cui vengono inevitabilmente commemorati e onorati i caduti in guerra. C'è ora da capire se le telecamere comunali della videosorveglianza siano riuscite a catturare le immagini che incastrano l'autore o gli autori dell'insano gesto.
Andiamo a Vicenza, servizio di Vanessa Banzato, andiamo a Vicenza dove c'è la rivolta delle mamme perché i tossici si bucano davanti alle scuole, abbandonano lì le siringhe. È successo anche che un bambino si sia punto, ci sono già delle firme raccolte in una petizione online. Il degrado della droga in città. Per la famiglia del bimbo punto da una siringa abbandonata in piazza San Lorenzo, la settimana inizia con un sospiro di sollievo dopo le analisi in ospedale. Oggi finalmente mi sento sollevata, abbiamo ricevuto gli esiti del sangue, mio figlio sta bene, dovremo solo ripetere il tutto nei prossimi mesi fino ad un anno. Noi oggi siamo qui anche per la petizione che è partita, siamo molto contenti, i cittadini ci stanno seguendo, come anche le scuole, come tutti. Devo dire che questo è un tema non solo riguardante i bambini, ma proprio di opinione pubblica. Sono soddisfatta, già in un'ora e mezza abbiamo raccolto 300 firme e spero di andare molto oltre. Avviata in contemporanea anche una raccolta firme via mail e cartacea in alcuni bar dei quartieri ad est della città, promossa dall'associazione Vera Vicenza. Noi facciamo davvero appello alle istituzioni, un grande appello, abbiamo un forte grido affinché la città sia pulita, le strade pulite e che i bambini possano stare, vivere, giocare all'interno della nostra città al sicuro. Ho deciso di firmare, quella è una cosa importante che tutti quanti dovrebbero. È giustissimo che fanno qualcosa, ma ce ne saranno sempre. È un tema sentito dai miei clienti, ma penso dalla popolazione di tutta Vicenza. È colpito dei bambini, perciò la sensibilità aumenta nelle persone, ma anche perché c'è paura, c'è insicurezza. E la sicurezza non si vede perché non ha una bella immagine. Un bambino che passa, che vede un certo tipo di cose, di uso di droga, che per carità ognuno è libero di fare quello che vuole, però quindi deve essere un po' tutelata sta città. La raccolta firme ci sta, sicuramente ci sta, soprattutto visto e considerato che stiamo cercando di rendere più sensibile chiaramente comune, assessore, tutto quanto quella che è l'amministrazione comunale. Non trovo giusto che non si possa fare niente. Mi domando una cosa, chi è che deve fare qualcosa se la polizia locale non lo può fare? Presumo che ci sia qualcuno referente che debba metterci la faccia e vedere di fare qualcosa. Le voci dei vicentini raccolte da Daniele Garbino, oggi in regia Renato Cappoia e Italo Morao. Adesso andiamo a Padova per sentire le reazioni di maggioranza e opposizione alla proroga di 30 giorni per la zona rossa in zona stazione. Si è pensato di estendere questo periodo di ordinanza prefettizia ex articolo 2 del TULPS per ancora un mese, cioè per arrivare immediatamente dopo il 1° maggio, in modo da ricomprendere proprio quella che è la zona della stazione come il posto in cui probabilmente attraverso il trasporto ferroviario arriverà un gran numero di persone. La zona rossa in stazione durerà fino al 7 di maggio in modo tale da inglobare il periodo di festività pasquali e ponti, giornate in cui il traffico di turisti e le presenze in città si moltiplicano. L'assessore Diego Bonavina al termine del COSP spiega le motivazioni che hanno portato alla proroga del provvedimento. Rinnovo della zona rossa che è stato accolto con soddisfazione dall'opposizione in Consiglio Comunale, che auspica anche un'estensione dell'area ad alto impatto. Prendiamo la notizia con grande soddisfazione e del resto questa proroga era attesa e richiesta allo stesso tempo dai cittadini, dai commercianti della zona stazione di via Tommaseo, che avevano colto la positività e gli effetti e i benefici di questo provvedimento. Noi riteniamo che il presidio e il controllo del territorio sia la migliore risposta per iniziare a dare sicurezza ai padovani e la zona rossa è uno strumento che va in questa direzione. Vista la criticità che c'è anche in altre zone della città di Padova, auspichiamo che la zona rossa possa anche estendersi in altre zone della città. Per l'opposizione la zona rossa resta uno strumento di prevenzione e attacca l'amministrazione sul tema del sociale.
sociale. Credo che il problema delle persone in difficoltà dovrebbero porsele tutti quanti, e quella invece delle persone che delinquono c'è un'attenzione da parte di tutti assolutamente corretta, che è quella di evitare che in città si possano verificare dei problemi di sicurezza, e questo credo che sia un intendimento che abbiamo tutti ben chiaro. Dal terzo settore padovano erano arrivate perplessità sull'efficacia della misura della zona rossa, con la preoccupazione per le persone fragili che vivono nella zona della stazione. A quel tavolo sono certa che il sindaco Sergio Giordani abbia portato le istanze raccolte dal terzo settore, dal volontariato padovano, e abbia potuto ribadire come Padova si caratterizzi per essere una città solidale, e come anche abbiamo dimostrato oggi raccontandovi come è andata l'accoglienza invernale. Certo, le tante esigenze della città vanno contemperate insieme, e questo può essere solo il frutto di una buona collaborazione tra tutte le istituzioni. Un'altra aggressione a una guardia carceraria della casa circondariale di Vicenza. Un detenuto ha cercato di strappare le chiavi delle celle ad un agente che ha riportato delle ferite. Ha riportato una prognosi di 20 giorni l'agente di polizia penitenziaria vittima dell'ultima aggressione in carcere da parte di un detenuto italiano. Continua la serie di violenze verso le guardie carcerarie della casa circondariale di Vicenza, dove negli ultimi mesi sono stati trasferiti decine di detenuti per motivi di sicurezza che stanno generando numerosi eventi critici. Protagonista dell'ultimo episodio un 32enne già sottoposto al regime carcerario ristretto proprio per episodi reattivi al regime carcerario. Durante la colluttazione con il poliziotto, che è stato scaraventato contro un muro, il detenuto aveva cercato di sottrarre le chiavi dalle celle, provocando una lesione al dito della mano dell'agente. Fondamentale l'arrivo dei colleghi di supporto, che hanno impedito un epilogo più grave dell'aggressione. Insorge il sindacato USPP interregionale, che si appella alle forze politiche affinché si adottino interventi urgenti per incrementare l'organico del carcere e di dotare i poliziotti di strumenti idonei per difendersi dalle aggressioni sempre più frequenti. Bassano del Grappa, per sostenere la riapertura del Tribunale della Pedemontana, ci sarà un importante incontro tra tutti i sindaci del territorio. Questo giovedì per noi c'è Mirko Cavallin con il sindaco di Bassano Nicola Finco. Buongiorno da Bassano del Grappa, sono nell'ufficio del sindaco Nicola Finco. Torniamo sul tema del Tribunale della Pedemontana. Lo aveva annunciato lei stesso, sindaco, nell'ultimo consiglio comunale. Questo giovedì c'è un importante incontro. Sì, faremo una conferenza stampa qua a Bassano del Grappa per ribadire non solamente la posizione dei sindaci e delle categorie economiche a sostegno ovviamente dell'apertura del Tribunale della Pedemontana, ma arriverà anche il Presidente della Regione per rimarcare ancora una volta il parere favorevole anche della Regione del Veneto. Quindi ci troviamo di fronte a un territorio compatto, ad una Regione che è convinta nel sostenere questa battaglia, più 3 province che ci sostengono contro una piccola corporazione di avvocati che ci sta facendo la guerra da qualche mese. Quindi un messaggio chiaro e diretto che vogliamo lanciare a Roma, in modo che il Ministro Nordio quanto prima possa portare questo disegno di legge all'attenzione del Consiglio dei Ministri per poi iniziare l'iter a livello parlamentare. In questo disegno di legge, sindaco, però non c'è solo Bassano. No, ci sono anche i territori di Alba, di Rossano Calabro e di Lucera che chiedono l'apertura di un nuovo presidio di giustizia. Quindi da nord a sud c'è una richiesta chiara di territori che chiedono un potenziamento di questo servizio, che è fondamentale non solamente per i cittadini ma anche per le imprese. Quindi mi auguro veramente, insomma, che il governo adesso proceda. Insomma, il territorio l'ha dimostrato più volte di essere unito e compatto, uno dei territori più produttivi non solamente a livello nazionale ma anche a livello europeo, quindi penso che il Veneto meriti un nuovo presidio di giustizia, visto che insomma, se ci paragoniamo anche ad altre parti d'Italia abbiamo meno tribunali con molte più esigenze. Però il fatto che ci siano anche i sindaci di Castelfranco Veneto e Cittadella, insomma 2 città di dimensioni analoghe a Bassano, è dal punto di vista amministrativo, ma direi di più politico, importante, oltre alla regione che lei ricordava. Sì, forse qualcuno dimentica una cosa, no? Perché in questi mesi abbiamo visto un gran cancan mediatico da parte degli ordini professionali, in particolar modo degli ordini degli avvocati, che si sono messi di traverso, ma che rappresentano
un piccolo numero di persone, di professionisti. Noi sindaci rappresentiamo quasi 500.000 di abitanti, quindi voglio dire un peso diverso rispetto ad una piccola lobby che fa i propri interessi ma che non rappresenta la volontà dei cittadini di questo territorio. È un disegno di legge appunto ancora nel cassetto del Ministro Nordio, speriamo che prima o poi arrivi sul tavolo del Governo. Disegno di legge vuol dire che servirà poi comunque del tempo per riempirlo questo testo. Sì, infatti noi stiamo chiedendo al Governo di accelerare, perché poi sappiamo che c'è tutto l'iter parlamentare che ha dei tempi abbastanza lunghi, ci sono ancora 2 anni di legislatura davanti, però penso che questa sia la volta decisiva, quindi ci auguriamo quanto prima che il Ministro Nordio risponda a questo territorio, visto che anche il Ministro insomma è veneto, quindi conosce bene le nostre peculiarità e le nostre esigenze, quindi siamo fiduciosi di vedere quanto prima riaperto il nostro Tribunale. L'appuntamento è giovedì mattina alle 11 in sala Achillesotti del Museo Civico di Bassano. Grazie al sindaco Nicola Finco, Alessandro Costa Curta per la parte tecnica. Da Bassano è tutto, a voi la linea. Grazie molte. Adesso andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentina e da Federico Cibotto, il nostro operatore, perché si va verso il completamento della seconda linea, stiamo parlando dei tram ovviamente. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo al rush finale della seconda linea del tram perché è arrivato ieri qui al deposito di Volta Barozzo e adesso Federico Cibotto ve lo sta inquadrando, l'ultimo mezzo che completa la flotta del SIR 3, la seconda linea del tram, quella che collegherà appunto il quartiere di Volta Barozzo con la stazione. Qui con me c'è l'assessore alla mobilità Andrea Aragona e adesso insieme a lui entriamo all'interno di questo ultimo mezzo che appunto è appena arrivato. È arrivato ieri sera e questa mattina, ha fatto anche un primo pezzettino di rotaia qui come prova qui a Volta Barozzo. Adesso qual è il cronoprogramma? Completata questa flotta, quali saranno insomma in questi mesi, come si procederà? Sì, questo è l'ultimo mezzo per la linea SIR 3, quindi la linea è autosufficiente, anzi anche se sappiamo che quando poi avremo finito tutte le linee saranno in gran parte interscambiabili, ovvero questi mezzi a 3 casse potranno girare su tutta la rete e i mezzi a 4 casse potranno girare, quindi più lunghi, più capienti, potranno girare sulla linea SIR 2, la est-ovest e la stazione Volta Barozzo, che è questa la SIR 3. Questo è un mezzo a 3 casse, i prossimi, quelli che arriveranno per la terza linea, saranno più grandi, quindi a 4 casse, potranno ospitare più passeggeri. Quanto adesso in questi prossimi mesi, quando lo potremo vedere finalmente correre? Noi concluderemo i lavori, il grosso dei lavori per quest'estate, fine estate, e negli ultimi mesi dell'anno andremo a finire i lavori quelli meno invasivi da un punto di vista per la viabilità, ovvero la posa della rotaia che è già partita in alcuni tratti della linea e l'attrezzamento della linea aerea, quindi i pali per creare appunto la linea elettrica che alimenterà il tram, e quindi entro la fine dell'anno concluderemo i lavori, potremo vedere i primi tram girare, o per la fine dell'anno, per l'inizio dell'anno successivo. Ci sarà però prima una fase di collaudo e preesercizio, quindi i tram gireranno non con i passeggeri ma appunto in prova per provare sia la linea che i mezzi stessi. Nel 2026 arriverà poi anche la terza linea che è stata realizzata, lo ricordiamo, interamente con i fondi PNRR, quindi insomma è anche un esempio di come Padova ha investito questi fondi e si sta impegnando per realizzare entro i tempi. Sì, infatti stiamo continuando, si vede, lo so, ad aprire cantieri, ma questo ci permette di lavorare in contemporanea su più punti della città e quindi a velocizzare i tempi. Grazie allora all'assessore Ragona, grazie a Federico Cibotto che è entrato insieme a noi qui all'interno del tram, dell'ultimo convoglio della linea SIR 3, che è la seconda linea del tram. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a te Valentina Visentin. Vediamo adesso gli incidenti stradali, non mancano mai notizie al riguardo. Ci sono stati momenti di paura domenica sera al McDonald's di Monselice, dove un'auto è finita contro l'area giochi per i bambini. Ferita
ferita mentre stava giocando nelle giostrine dell'area giochi del McDonald's. È accaduto ad una bambina di 7 anni a Monselice. La piccola si stava divertendo quando all'improvviso un'auto in coda nella corsia di uscita del fast food è stata tamponata da un'altra vettura ed è finita contro l'area giochi. Un pezzo della struttura si è staccato colpendo la bambina. Fortunatamente la piccola è rimasta ferita lievemente, ma l'incidente poteva avere conseguenze più gravi. La vettura, che ha perso il controllo, infatti è finita contro un gioco. Sembra che il conducente dell'auto abbia perso il controllo del mezzo dotato di cambio automatico mentre era in coda per ritirare i panini da asporto. Ci sono stati momenti di panico nel fast food affollato domenica sera all'ora di cena. Sul posto è arrivata l'ambulanza e la piccola è stata portata all'ospedale di Schiavonia per le cure. C'è stato uno scontro tra due auto ieri sera a Torre Belvicino, ferito un uomo che è stato portato in ospedale e c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco. Pauroso incidente lungo la SP46 a Torre Belvicino all'altezza di Ponte Capre per lo scontro tra due auto. Ferito uno dei conducenti, intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le due auto, mentre i due conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, disagi per la circolazione che è rimasta bloccata nel tratto interessato dallo schianto. Vediamo due notizie dai giornali, questa è del Corriere delle Alpi. Bimbo gioca con lo smartwatch e fa 70 chiamate di emergenza. Arrivano i carabinieri, una serie di telefonate mute al 112 e al 118 provenienti da un bambino di soli 4 anni che ha mandato in crisi le centrali operative di Treviso. L'autore era un piccolo di soli 4 anni che utilizzava l'orologio mentre era all'asilo. E poi dalla Nuova Venezia 3 milioni di evasione al fisco, l'accusa al titolare del ristorante di Venezia ai gondolieri nel sestiere di Dorsoduro. Un incendio in un'abitazione disabitata di Camisano Vicentino, un materasso è andato a fuoco, vigili del fuoco sul posto hanno evitato il peggio, le indagini ovviamente sono in corso per accertare le cause. Camisano Vicentino è calata la sera quando in via Alpini, all'incrocio con via Torrossa, un incendio divampa in una casa disabitata con un laboratorio annesso. Viene lanciato l'allarme. Sul posto accorrono le squadre dei vigili del fuoco di Vicenza con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 9 pompieri che prontamente spengono le fiamme di un materasso e dei cartoni abbandonati all'interno dell'abitazione. Dal loro rogo si è liberata una grande quantità di fumo. I pompieri hanno bonificato e messo in sicurezza la struttura. Per fortuna nessun ferito. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri e vediamo un altro incendio, questa volta a Padova in un'abitazione. 2 persone sono rimaste leggermente intossicate dalle esalazioni provocate da un incendio divampato nella loro abitazione in centro a Padova. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse con un'autopompa e un'autobotte dalla stazione centrale di Padova, hanno spento le fiamme divampate nel seminterrato di una palazzina in via Lubian intorno all'ora di cena. Sembra che il rogo sia stato provocato probabilmente da un guasto elettrico. Al momento dell'incendio, all'interno dell'abitazione c'era la coppia di proprietari che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e poi affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118. Servizio di Francesco Rattai, vediamo adesso, dopo una lunga indagine utilizzando la tecnologia più avanzata, i carabinieri hanno sgominato a Padova una banda specializzata in produzione di denaro falso, un giro d'affari di oltre 180.000 euro. I carabinieri della sezione criptovalute hanno smantellato una sofisticata stamperia clandestina di banconote false, attiva a Lecce, specializzata nella produzione e distribuzione online di banconote false su scala nazionale e internazionale. Le indagini hanno coinvolto, oltre a Lecce, anche i territori di Padova, Lodi e L'Aquila
e per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e distribuzione di valuta falsa e autoriciclaggio si è arrivati a una misura cautelare per 3 persone, tra cui una residente a Padova. Le indagini sono partite un anno fa dai canali online dedicati alla compravendita illecita di denaro falso e hanno utilizzato avanzate tecniche per dare un nome a chi effettuava i pagamenti degli acquirenti, consentendo così di risalire alla loro identità e a tutta la rete che gestiva il denaro. Ad esempio, un indagato aveva usato su un sito di recensioni di ristoranti e viaggi lo stesso soprannome usato per vendere le banconote false. Nella stamperia allestita in casa c'erano macchinari sofisticati che riproducevano banconote di elevatissima qualità tecnica e lì si stavano preparando a produrre anche monete da 2 euro, una novità assoluta. Il giro d'affari aveva già superato i 180.000 euro. Servizio di Federico Fusetti, parliamo di una valanga enorme che si è staccata nel primissimo pomeriggio di ieri sulla Marmolada, nella zona Pian dei Fiacconi, ha travolto 2 sci alpinisti ferendoli fortunatamente in maniera non grave. I soccorsi sono stati mobilitati ovviamente. La zona del nuovo distacco è entrata nell'annuario delle tragedie naturali. Quella del 3 luglio 2022 causò la morte di 11 escursionisti. Anche nel pomeriggio, attorno alle 14, si è temuto per la sorte di 2 sci alpinisti travolti da un enorme ammasso di neve sceso fra lo squarcio creato dallo scivolamento del Seracco sotto Punta Rocca nel 2022 e il rifugio Pian dei Fiacconi. Lo scenario, quello della Marmolada, lato Trento. Dalla base del SUEM di Pieve di Cadore, da Canazei, davanti al comando dei Vigili del Fuoco, si sono alzate in volo le eliambulanze che hanno immediatamente raggiunto la zona, in supporto anche l'aiuto alpin di Bolzano. Coinvolti padre e figlio, trentini di Mazzin in Val di Fassa. Il giovane di 27 anni è stato trascinato per oltre 500 metri e, pur semisepolto, è riuscito a chiamare i soccorsi e ad indicare la sua posizione. Recuperato da Falco, è stato trasportato all'ospedale di Belluno in codice 2. Il padre di 68 anni, rimasto a monte del distacco, è rimasto praticamente illeso e accompagnato a Canazei dall'elicottero dell'aiuto alpin. I 2 pare stessero scendendo lungo la via Lidia, il classico ma insidioso fuoripista che si fa dopo la risalita con la funivia da Malgacciapela a Punta Rocca. Impressionanti i primi scatti della valanga rimbalzati sui social e diventati virali. Si possono osservare distintamente un taglio netto da sinistra verso destra e poco sopra un'altra piccola slavina che sembra partire fra le rocce. Oggi in quota a 3.343 metri il termometro segnava 8 gradi sotto zero, il bollettino valanghe indicava grado di pericolo 1. Apparentemente la condizione ideale per una escursione con le pelli si è affrontata di primo mattino. Col passare delle ore, il vento e l'aumento della temperatura, complice anche l'oramai avviata stagione primaverile, potrebbero avere causato il mutamento della stabilità della neve e probabilmente la valanga. A dare l'allarme è stato il soccorso piste della polizia di Porta Vescovo a Rabba, che ha assistito al distacco. Le operazioni di bonifica sono proseguite per buona parte del pomeriggio per escludere la presenza di altre persone. Servizio di Tiziana Bolognani, che è la responsabile della nostra redazione di Belluno, e adesso passiamo al Vinitaly, dove è sbarcato anche Matteo Renzi. Vediamo il titolo dell'Arena di Verona: Renzi, dazi, l'incertezza è la cosa peggiore di fronte alla pazzia di Trump. Il governo deve svegliarsi. Ovviamente un florilegio di selfie per il leader di Italia Viva. Sentiamo le varie reazioni anche dei produttori rispetto a questo incubo dazi. Molti dicono ce la faremo comunque, niente panico. Sentiamo. Seconda giornata di Vinitaly, con i 2 commissari europei all'agricoltura e alla salute a fare il punto sulla questione dazi. Tenteremo in ogni modo la de-escalation delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, ha detto a Verona il referente europeo del settore primario. I dazi stanno danneggiando agricoltori, business e consumatori in entrambe le sponde dell'Atlantico e non è nell'interesse di nessuno. È un forte segnale all'apertura delle trattative e del dialogo quello che arriva dal Vinitaly. Creare un asse sempre più forte tra Europa e Stati Uniti è la vera sfida. La sfida perché? Perché l'Europa non si può isolare, perché l'Europa non può pensare di vivere gli Stati Uniti come un avversario, perché se così fosse veramente noi avremmo difficoltà di dialogo con loro. Con la Russia siamo bloccati totalmente, con
la Cina, diciamo sempre il pericolo cinese, allora con chi dialoghiamo? In questo momento di grande incertezza e confusione, ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, che aiuta le imprese italiane sui mercati internazionali, ha preparato un vademecum per rispondere alle domande più frequenti degli imprenditori. Prima di tutto il riferimento normativo, che è fondamentale perché ogni azienda non sa dove andarsi a trovare la norma, e l'abbiamo data. La lista e l'elenco delle categorie che sono coinvolte dai dazi, che non è su tutto, ma ce ne sono alcune che sono escluse, quindi per vedere se si è esclusi dai dazi, farmaceutica per dirne una. E poi naturalmente tutte quelle domande ancora che l'imprenditore, soprattutto i medio-piccoli che non hanno accesso a determinate risorse legali, mica legali, possono trovare già delle risposte. Intanto tra i produttori si spera che questo momento di tensione e preoccupazione duri poco e diversi imprenditori stanno avviando un dialogo con gli importatori americani per dividere i costi. Secondo me la strada giusta è il 50-50, cioè se io ho un dazio del 20%, 10% te lo accolli tu importatore, 10% io. Ma siccome io sono ottimista, penso che arriveremo a un dazio del 10% che non creerà problemi all'Italia. Nello stesso tempo è anche un incentivo a darci da fare a cercare del lavoro in stati che abbiamo trascurato fino all'altro ieri. Poi sentiremo Giancarlo Aneri in un'intervista integrale. Vediamo adesso, andiamo alla Lega del dopo congresso, con quanto ovviamente è stato detto, con l'incoronazione di Matteo Salvini, il tesseramento di Vannacci, chi è favorevole, chi è contrario, di una Lega in evoluzione. Parlano i nuovi consiglieri federali Gobbo e Canova. Rompe la Pax salviniana lo sceriffo Gentilini. Sentiamo. Vannacci si è fatto la tessera e quindi avrà l'onore e anche l'onere di rappresentare il partito, quindi dovrà fare il leghista. Ora che la tessera è fatta, quindi bisogna fare il leghista. Nel mondo, al contrario di Roberto Vannacci, evidentemente funziona così, e Luca Zaia dal Vinitali lo fa intendere con la solita diplomazia, ingoiando quello che per molti leghisti veneti resta un boccone amaro. Sull'ingresso del generale si interrogano anche i due nuovi consiglieri federali trevigiani, rappresentanti autentici della vecchia guardia. Vannacci da ieri è militante della Lega, ma ci siamo anche noi. E ci sarà un confronto interno che con il confronto porteremo avanti il movimento che sta recuperando rispetto anche ai sondaggi, rispetto a posizioni che il segretario federale sta assumendo, ad esempio contro gli 800 miliardi che l'Europa vorrebbe investire su armi. Io credo che ci si debba aprire assolutamente a persone capaci che credono anche loro nell'ultimo obiettivo finale dell'autonomia di questo Stato. Quindi Vannacci può essere un valore aggiunto? Assolutamente sì, ma non c'è il minimo dubbio. Del resto ricordo che anche noi avevamo il professor Miglio, che è stato uno dei più grandi costituzionalisti, socialisti, integralisti, che era il costituzionista di Craxi, quindi su questo credo che non ci dobbiamo fare tante meraviglie. Sovranismo, di cui Vannacci è tra i simboli, e autonomia non si escluderebbero a vicenda, anzi, e di una nuova energia in Casalega parla Mario Conte, che confida molto proprio in Canova e Gobbo. È importante la loro presenza all'interno della segreteria federale, perché il Veneto rappresenta da sempre un punto di grande forza della Lega nazionale. La Liga Veneta deve essere, i valori della Liga Veneta devono tornare ad essere trainanti all'interno del nostro partito. Tocca allo sceriffo rompere la liturgia del post-congresso e la conseguente Pax salviniana. E vedo che questa Lega è diventata un partito, ma non è più un movimento di popolo della razza Piave, di quella che ha conquistato tutto il mondo. Qui c'è una rincorsa ai posti di potere, hai capito? Perché vedo che tutti quanti cercano di sgusciare fra i piccoli vicoli politici per trovare la seggiolina, le austriache piume.
Le austriache piume, grande sindaco Gentilini. Allora, vediamo altre reazioni, ne abbiamo parlato anche ieri sera ovviamente del congresso della Lega, sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti, Alberto Villanova. Giancarlo Gentilini, perché posso dire le sue strigliate fanno sempre bene perché ci fa tenere i piedi per terra, e questo è sempre importantissimo, avere qualcuno che ogni tanto ti riporta a restare ben ancorato nella realtà. Allora, io ovviamente ero presente sabato e domenica e ho visto quello che è successo e sinceramente nei mesi scorsi, l'anno scorso, si ricorda probabilmente, direttore, io ero stato anche un po' critico nei confronti di Vannacci per alcune posizioni. L'ho sentito ieri al congresso e devo dire che ha detto delle parole molto nette su quello che è la nostra battaglia principale sull'autonomia. Ha detto delle parole dove ha sposato questa battaglia e ha sposato le battaglie della Lega. Si è iscritto, si è tesserato, quindi vuol dire che rispetterà quelle che sono le regole e lo statuto della Lega e diventerà come noi un militante che comunque deve seguire quella che è una linea di un partito e non più in maniera indipendente come era fino adesso in Europa. Nel momento in cui lui dovesse, e sono sicuro rispetterà, perché insomma mi sembra una persona abbastanza quadrata, rispetterà queste indicazioni del partito, io credo che possa portare sicuramente qualcosa di buono e soprattutto si userà la sua energia per portare avanti la battaglia sull'autonomia, molto cara ai veneti, ma non solo, perché in tutta la giornata di sabato praticamente tutti i segretari regionali della Lega hanno parlato di autonomia, tutti, dal Veneto ovviamente con la mozione identitaria fino alla Sicilia, fino al sud Italia, tutti quanti hanno parlato di autonomia e l'hanno messa in cima alle priorità. Questo Alberto Villanova ieri sera a Focus. C'è stato un terremoto politico a Cadoneghe, il vice sindaco Davis Vigolo ha rassegnato le dimissioni ufficialmente per presunti problemi familiari, ma la notizia era nell'aria da tempo, visti i rapporti sempre più tesi con il sindaco Marco Schiesaro, che ha commentato così: rispetto la decisione di Vigolo e quindi accolgo le sue dimissioni, lo ringrazio per la collaborazione di questi anni, per l'impegno profuso e il lavoro svolto. Tuttavia il primo cittadino ha aggiunto: nel corso delle ultime settimane era venuto meno con il mio ormai ex vice il rapporto di fiducia. Ora, in attesa di nominare il nuovo assessore vice sindaco, Schiesaro terrà per sé le deleghe che erano state assegnate a Vigolo. Si stanno seguendo i mercati azionari per capire se ci sarà un assestamento, vedremo come chiuderanno oggi le borse. Ieri è stata una giornata drammatica per via dei famosi dazi. L'Europa si sta interrogando se conviene reagire o negoziare, prevale la strada delle trattative. Vediamo cosa ci hanno detto sui possibili danni all'agricoltura. Confagricoltura Vicenza. Sentiamo. La scure dei dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei solleva preoccupazioni nel mondo dell'agricoltura vicentina. Una guerra commerciale per un export agroalimentare della provincia di Vicenza verso gli USA che è di circa 80 milioni di euro. Mercato statunitense tra i più importanti per l'agroalimentare vicentino. Abbiamo già visto tutta una serie di rimbalzi anche notevoli, insomma, perché qualche settimana fa si parlava di un dazio sul whisky americano al 50%, di ritorsioni con dazi su tutto il comparto vitivinicolo europeo del 200%, adesso parliamo del 20%. Ma comunque sono dei numeri che cambiano la strategia. Annunci, spiega Confagricoltura, che generano un clima di incertezza e instabilità. Abbiamo avuto dei container assolutamente bloccati con il vino che non partiva perché non si sapeva, una volta arrivato negli Stati Uniti, quale sarebbe stato il prezzo. Trattative in mano alla Commissione europea. L'Europa risponderà, anche se le borse hanno già risposto. I dazi, fissati al 20%, sono destinati a pesare. Per questo gli imprenditori agricoli chiedono alle istituzioni un'azione tempestiva a salvaguardia delle tipicità territoriali, in primis vini e formaggi.
Sicuramente i vini, soprattutto quelli di fascia intermedia, e il settore dei prodotti trasformati del latte, quindi tutto i trasformati vuol dire sostanzialmente i formaggi, sono quelli che verranno maggiormente coinvolti in tutto questo, per cui un'attenzione particolare ci deve essere. Si lavora per un cambio di strategia di difesa, ma anche di crescita su nuovi mercati. Sicuramente questa è una strategia, è qualcosa a cui dovevamo probabilmente pensare già prima, perché avere come sbocco così importante e quasi, non dico esclusivo, ma veramente preponderante gli Stati Uniti vuol dire mettersi in una situazione di debolezza. Per il vino e anche per i formaggi, paesi come il Brasile possono costituire uno sbocco molto interessante. E vediamo sui dazi il titolo del Corriere della Sera: Meloni da Trump, ma non il 16 aprile, i dubbi sulla data della missione negli Stati Uniti. Il 15 aprile, salvo ripensamenti, scatterà la prima tranche di controdazi dell'Unione Europea annunciati ieri al 25%, e sedersi faccia a faccia con Trump nello studio Ovale appena 24 ore dopo la ritorsione europea potrebbe rivelarsi un azzardo, sostiene l'articolista del Corriere della Sera. E poi ancora, caos dazi, nervose le borse europee, anche oggi Milano volatile, Trump minaccia la Cina, Pechino risponde combatteremo per i nostri diritti e interessi, quindi per ora sta esplodendo una guerra commerciale soprattutto tra Washington e Pechino. Adesso vi mostriamo le immagini della premiazione a Roma della città di Padova, che ha ricevuto la medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vediamo. Città di Padova, ritira il sindaco signor Sergio Giordani. È il sindaco Sergio Giordani a ricevere dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la medaglia d'oro alla città di Padova per la sanità, per il ruolo che ebbe durante la Grande Guerra. Un impegno della cittadinanza e delle istituzioni che, si legge nelle motivazioni del Quirinale, si distinse per l'assistenza sanitaria, divenendo una vera e propria città ospedale militare. La città riuscì a sopperire alla carenza di medici impegnati al fronte. Si approntarono circa 8.000 posti letto in edifici pubblici e privati, organizzando corsi accelerati di medicina e chirurgia per oltre 1.000 studenti provenienti da tutte le università italiane, conclude la nota del Presidente della Repubblica. A suo tempo Padova è stata trasformata interamente in ospedale. La Santa Giustina, qualsiasi avvezia, qualsiasi posto era un ospedale. Padova è sempre generosa. Ricordo anche l'ultima volta con quanto ha dato Padova. Padova è una città che dà sempre tantissimo. Anche il professor Gino Gerosa, ordinario di chirurgia cardiaca all'Università di Padova, è stato premiato per aver eseguito per la prima volta al mondo l'impianto di un anello mitralico senza l'utilizzo della circolazione extracorporea e a cuore battente, sviluppando e consolidando il concetto di cardiochirurgia microinvasiva. Torniamo alla sicurezza e ai controlli straordinari delle forze dell'ordine, in questo caso dei carabinieri dal cielo, perché con l'elicottero si controllano facilmente zone che sarebbe più difficile in qualche modo sorvegliare. Vediamo, per noi c'era Daniele Garbin, vediamo. Siamo al comando provinciale di Carabinieri di Vicenza. Si è conclusa da pochi minuti l'operazione di sorvolo della provincia a nord di Vicenza tra Vicenza, Bassano e i territori di competenza delle 5 compagnie. Per questo motivo oggi i Carabinieri di Vicenza hanno voluto dare dimostrazione di quello che è il loro impegno quotidiano sul territorio delle pattuglie che vigilano per contrastare la criminalità, le truffe e tutta una serie di reati che caratterizzano anche in questo periodo la provincia. È stata un'operazione importante proprio per vedere cosa succede sul territorio dall'alto da un punto di vista anche particolare, quello dell'elicottero appunto lungo le arterie stradali. I dettagli dell'operazione ce li ha illustrati poco fa il colonnello Giuseppe Moscati e con lui appunto lascio le dichiarazioni su quanto abbiamo visto. Allora, in generale dobbiamo sottolineare che in Veneto, ma in particolare nella provincia di Vicenza, la popolazione avverte una alta e legittima aspettativa in tema di sicurezza.
le istituzioni locali e la gente comune ci chiede costantemente una presenza visibile delle nostre pattuglie sul territorio, vedere le nostre uniformi. Questo servizio, che è un servizio che svolgiamo periodicamente, va proprio in questo senso, ovvero dare la possibilità ai telespettatori di avere una visuale, dall'alto di quello che normalmente svolgiamo all'interno della provincia. Quello che avete visto infatti durante la perlustrazione aerea è stato un tragitto che è partito dal capoluogo interessando un volo su Montecchio Maggiore, toccando tutte le compagnie di Valdagno, Schio, Tiene, Bassano del Grappa, per poi ritornare sul capoluogo. Abbiamo toccato tutto sostanzialmente il territorio della provincia e il servizio si è mosso su molteplici direttive. La prima è stata quella finalizzata come sempre alla prevenzione dei reati predatori, quelli chiaramente che sono avvertiti maggiormente dalla nostra comunità, come furti, rapine, anche truffe che si verificano spesso appunto nel territorio. Ci siamo avvalsi della professionalità dei carabinieri forestali che si occupano principalmente dei illeciti reati ambientali che purtroppo hanno visto la nostra provincia recentemente assurgere alle cronache nazionali. Per quanto riguarda invece il tema sulla sicurezza del lavoro, anch'esso molto importante per una provincia con una vocazione imprenditoriale come la nostra, abbiamo effettuato dei controlli in varie attività dislocate nella provincia. Questo servizio va in questa direzione, ne saranno eseguiti altri. Ecco, un po' di numeri, quanti uomini impiegati, in che modo sono stati impiegati? Allora, questa mattina abbiamo impiegato tutti personale delle compagnie con un totale di 46 equipaggi con una novantina di carabinieri. Tutti i comandanti di compagnia, comandante del reparto operativo sono impegnati. È stato analizzato attentamente quali obiettivi andare a controllare. Questa analisi viene fatta non solo dall'andamento della delittuosità, ma anche a volte valutando la segnalazione del singolo cittadino che noi valutiamo sempre attentamente. Ecco, quali sono le richieste che vi vengono fatte più spesso proprio dal territorio, dai cittadini? Ma come dicevo prima, la richiesta costante, principale, la necessità di essere rassicurati dalla presenza delle forze dell'ordine. Quindi oltre alle nostre mansioni che svolgiamo quotidianamente, probabilmente oggigiorno abbiamo anche questa funzione, ovvero di rassicurazione sociale della nostra comunità. Fondamentale l'azione degli uomini e delle donne dell'Arma, il servizio di Daniele Garvin e di Luisa Bertini. Andiamo in pubblicità, un paio di minuti, torniamo, parleremo anche dei risparmiatori truffati con Patrizio Miatello, Associazione Zellina Odomara, per capire se ci sono novità positive per chi è stato imbrogliato dalle ex banche popolari. A tra poco, state con noi. Allora, i risparmiatori truffati sul sentiero di guerra, venerdì grande manifestazione in Piazza Indipendenza a Treviso. Saluto e ringrazio Patrizio Miatello, che è un alfiere dei risparmiatori imbrogliati. Buongiorno Miatello. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, risparmio rubato, recuperiamo i nostri risparmi, grandi manifestazioni a Treviso. Allora, ripetiamo, venerdì? Venerdì questo, 11 aprile, ore 18, Piazza Indipendenza a Treviso. Dobbiamo essere in tanti. Chi deve partecipare? Ecco, tutti, perché questa manifestazione riguarda, è vero, gli ex soci delle Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, una parte che ha preso il 40% di indennizzo,
però oltre metà non ha preso niente. E comunque anche quelli che hanno preso il 40%, direttore, al di là che quello diciamo, ha salvato situazioni catastrofiche di persone che non avevano neanche i 5.000 euro per salvarsi la casa all'asta, come Carlo, che saluto, che ha perso 80.000 euro con Veneto Banca, perché aveva preso dall'assicurazione, che è rimasto paralizzato, 80.000 euro. Lui ha portato a casa 32.000 euro che gli sono serviti per pagare a casa l'asta. Ecco, lui poverino adesso è in ospedale perché ha avuto complicazioni, ovviamente non ci sarà venerdì a Treviso, però lui c'è col cuore perché lui ha bisogno che da quei 32.000 euro lo Stato dia la rimanenza agli 80.000 perché non ha i soldi per pagarsi la badante, e come Carlo, questo è Carlo, Antonio, Dennis, una persona che ha una storia pazzesca con una baciata che non ha firmato e lo hanno indebitato, una persona umile, si trova da pagare, dopo la causa va male, gli sbagliano la domanda, quindi non ha preso neanche i 100.000 euro di massimale, queste persone gli stanno portando via tutto e di queste persone ce ne sono circa 156.000. Noi siamo andati dal nuovo presidente della Commissione Banche, gli abbiamo detto come abbiamo fatto il fondo ristoro, poi indennizzo, quei conti dormienti che abbiamo trovato, io ho individuato e poi l'ho condiviso con tutti che fortunatamente mi hanno dato forza, ora ho trovato altri 3 miliardi, quei 3 miliardi che sono soldi per le vittime dei conti dormienti, invece che stiano nel conto dello Stato che non servono a niente, siccome non li possono utilizzare bisogna fare immediatamente un nuovo fondo di ristoro integrale per mettere a posto quei 10.748 persone che sono state escluse da questo fondo pieno di insidie burocratiche e quelle 156.000 persone che quando dovevano fare la domanda, era il periodo Covid, febbraio 2020, 18 giugno 2020, non potevano muoversi da casa perché c'era il Covid, quindi oltre metà non hanno potuto fare la domanda. Siccome i soldi, i 3 miliardi ci sono e sono là, basta che il governo, quindi tutto il Parlamento, facciamo il giro come abbiamo fatto con tutti i parlamentari nel 2017, rimetta mani nel portafoglio di un portafoglio che non può usare, ecco, e che faccia un nuovo fondo. Anche perché abbiamo visto, direttore, che la giustizia per i risparmiatori non c'è, perché oggi ci sarà la sentenza de Zonin, e vediamo come va a finire, però ricordo che i reati di aggiotaggio e di falso in prospetto sono già stati prescritti al 10 ottobre 2022 in appello, quindi oggi tenetevi pronti perché io mi auguro di no, ma si prescriverà anche l'ostacolo alla vigilanza. Però se anche viene condannato Zonin per l'ostacolo alla vigilanza, ai risparmiatori non va niente, va alla vigilanza che è Banca d'Italia e Consob, che sono stati dichiarati responsabili dalla Commissione Casini nel 2017 e che ha decretato le prove della loro, fra virgolette, incompetenza e responsabilità. Quindi per assurdo va a finire che oggi non si prescrive il reato di ostacolo e vigilanza e chi ne guadagna sarà Banca d'Italia, quella che ha fatto la sanzione, ma l'ha fatto nel 2013, quando ormai tutti i poveri risparmiatori sono stati praticamente decapitati. C'è un'ulteriore novità: in questi giorni vi sta arrivando dai liquidatori la comunicazione dell'ammissione al passivo, che sono però a chi, diciamo, gli è andata bene, quindi che ha acquistato nel 2013-2014, è stato ammesso in chirografo, e quelli che hanno acquistato prima non sono stati ammessi neanche in chirografo. Non illudetevi, perché i due liquidatori hanno 7 miliardi e 600 milioni da dare allo Stato e Banca Intesa, poverini, fra virgolette. Quindi questa è l'ennesima diciamo, dimostrazione
che il risparmio rubato è stato sepolto, e per quello noi abbiamo rappresentato con una cassa da morto vera. Perché? Perché è stato sepolto dalla giustizia, dalla politica, dai controllori. Bisogna cambiare le leggi, quindi la nuova commissione dovrà cambiare le leggi, perché la legge di oggi, voi vedrete la prescrizione che verrà fatta per il reato di ostacolo alla vigilanza, c'è un articolo 116 di abrogatura per i risparmiatori fatto nel 2021, fatalità, coincidenza, e quindi la gente pensa, si illude di portare a casa con la giustizia che la giustizia è quello che è. Detto questo, io invito tutti a venire venerdì 11, perché è solo un problema politico. Se noi non mettiamo uno stop e pretendiamo il giusto, perché non ci possono liquidare col 40% che in 20 anni al 2% di interessi dà lo stesso risultato. Quindi se ci hanno dato il 40%, in realtà ci hanno dato il 2% di interessi sul capitale che sono maturati in 20 anni. Quindi ci hanno dato gli interessi maturati e ci hanno portato via il capitale. Quindi noi pretendiamo almeno il 95%. Ecco, diciamo che la battaglia si ricomincia da zero, direttori. I miei capelli probabilmente arriveranno molto lunghi, però poi ci sarà se dovessimo riuscire da questo punto in poi, io non voglio illudere nessuno, dipende da voi, dalla vostra partecipazione. Nel 2017 era molta, speriamo che anche gli anziani novantenni riescano a venire a Treviso, anche se sarà difficile e che non piova, però fate di tutto per esserci, perché la politica ci sta guardando. È un problema politico, i soldi ci sono e quei soldi devono andare ai risparmiatori per alzare almeno al 95%. Allora, Patrizio Miatello, la passione di Miatello, che davvero ha fatto un grandissimo lavoro, torniamo tra poco, però andiamo alla Vinita, che c'è Luca Zaia che sta preparando delle pizze. C'è lì anche Lucio Zanato. Lucio, se ci senti, raccontaci un po', raccontaci il Presidente alle prese con, non so, una margherita, sta tagliando per gli ospiti. Quindi però è fondamentale che la materia prima... Sì, direttore, sì. Devo dirti che allora noi avevamo fissato un'intervista con il Presidente, però stanno saltando tutti gli appuntamenti perché sta per arrivare il Ministro dello Sport a Bodi, e allora ha dovuto anticipare questa performance in cui vediamo il Presidente davvero di OCG che sta preparando le pizze, perché qui c'è la performance delle pizze legate al territorio, per dire insomma che questo Vinitaly, ed è il senso di questo collegamento, non è solamente vino e non è solamente dazi, nel senso che qui dopo 2 giorni in cui ci si è leccati le ferite o presunti tali sui dazi, in realtà si sta guardando oltre. Adesso io sto aspettando per riuscire ad avere una battuta del Presidente proprio in questo fatto, però il segnale che volevo darti, direttore, è che al di là di quella che può essere la presa di posizione del Presidente Trump, qui il segnale è che il mercato è apertissimo. Abbiamo visto giapponesi, abbiamo visto cinesi, abbiamo visto addirittura indiani in movimento, e di conseguenza nuovi mercati che si stanno affacciando in questo che è il mercato più importante. Allora, visto che ho il Presidente Zaia sotto, Presidente, che pizza sta preparando? Pizza veneta? Sempre veneta, non ci si sbaglia mai. Allora, intanto che prepara la pizza, una battuta veloce su questo Vinitaly, cosa rimarrà? I timori per i dazi o la sicurezza di un mondo che è quello del vino che sta funzionando? Beh, il vino funziona, cioè è inevitabile, questo lo si sa. Siamo il primo vigneto d'Italia con 12 milioni di ettolitri, e soprattutto ricordiamolo che noi esportiamo il 37% di quello che è l'export nazionale, quindi circa un controvalore di 3 miliardi di euro di vini. Detto questo, alla luce di tutto questo ragionamento, direi che i dazi preoccupano, però se da un lato c'è l'inquietudine e il dubbio di quello che accadrà per il futuro, dall'altro c'è anche molti produttori che mi dicono noi stiamo continuando a vendere. Ecco, questo è il dato positivo che io ho notato oggi dopo 2 giorni in cui ci si è leccati delle ferite presunte che quelle dei dazi, e che c'è dell'ottimismo perché comunque si vende, i buyer ci sono. Ma sì, poi sa, ogni Vinitaly ha la sua pena, quest'anno la pena è quella dei dazi, però insomma l'invito e la speranza che il governo, e lo farà sicuramente
il governo si vada a parlare con Trump in maniera tale che si possa avere una trattativa per evitare poi di andare ad appesantire i mercati, perché poi i dazi non fanno mai bene. Ecco, comunque rispetto al cigno nero del Covid forse questo è un po' meno nero. Che è un po' meno nero, non glielo so dire, perché ancora tutt'oggi nessuno sa quale sia la ricaduta reale dei dazi, però la verità è che noi andiamo avanti e sempre con una visione ottimistica per il futuro. Senti, a proposito di ottimismo, che pizza è questa? Questa è una pizza con la pancetta tesa, il radicchio di Chioggia, la mozzarella di bufala DOP e poi c'è anche forse degli asparagi sotto. Da brindare col prosecco, perché sta bene con tutto il prosecco. Da brindare con tutti i vini veneti. Grazie. Allora direttore, hai visto, abbiamo avuto anche il presidente pizzaiolo, ma soprattutto abbiamo tracciato con lui quello che è, diciamo così, un punto della situazione da questo Vinitaly. Vero, c'è qualche timore per i dazi, ma c'è anche tanto ottimismo, perché comunque i buyer ci sono e l'economia va avanti. E lo show non si deve mai fermare, come diceva qualcuno, the show must go on, e qui al Vinitaly lo show va avanti e non si ferma mai. A te direttore. Senti, avevo visto sulla schiena del presidente la scritta Luca Zaia, un presidente davvero doc, vale anche per te, un giornalista davvero doc al Vinitaly, vero? Grandissimo. Facciamo quello che possiamo fare come sempre, direttore. Grandissimo, grazie a te Lucio, grazie anche a Nicoletta Rizzetto. Torniamo in studio, ma io direi dobbiamo andare in pubblicità e poi ritorniamo con Patrizio Miatello dell'Associazione Zerino Donara sui risparmiatori truffati. State con noi. In diretta con Focus TG siamo con Patrizio Miatello, che da anni si batte per ristorare i risparmiatori truffati di Veneto Banca e di Banca Popolare Vicenza. Dicevamo, oggi c'è una sentenza importante per quanto riguarda Gianni Zonin. Venerdì alle 18, Piazza Indipendenza, Treviso, grande manifestazione per il risparmio, contro il risparmio rubato. Sì, contro il risparmio rubato, con l'occasione, visto che c'era il presidente Luca Zaia, lo invito tramite TV perché noi venerdì con i partecipanti faremo questo funerale emblematico, diciamo figurativo su questa cassa da morto, e la apriremo perché noi partiremo con la strada della resurrezione del risparmio rubato, che è fondamentale nell'interesse non solo dei risparmiatori truffati da Veneto Banca e Popolare Vicenza, ma anche per quelli che sono stati attualmente truffati da FV assicurazioni pensionistiche che sono state portate via a ragazzi dai 20 ai 40 anni, che gli hanno portato via tutto. Quindi vedete che quello che è partito nel 2017 con le due banche venete non si è fermato, stanno andando avanti, non ci sono le nuove leggi del TUF, del diritto bancario, e poi c'è la scure dell'Europa, perché è partito sempre tutto dall'Europa, direttore, quella volta, che adesso crea una tendenza che il risparmio nei conti correnti deve essere trasformato in investimento. Da chi? Dall'Europa? No, grazie, l'abbiamo già vissuto. Quindi io chiedo la partecipazione di tutti i parlamentari, di tutti i politici. Abbiamo invitato il sindaco Mario Conte, spero che ci sia partecipazione diciamo massiva, perché da Treviso noi dobbiamo partire con la nuova strada per fare il nuovo fondo di ristoro integrale, B, fare nuove leggi, e C, se una banca, un'assicurazione truffa, deve pagare al 100% con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, perché è inconcepibile che uno possa fare una truffa e poi lo Stato deve pagare quei soldi dei conti dormienti che vengono portati via ai risparmiatori, perché dopo 20 anni si prescrivono, e diamo un 2% degli interessi, non il 40%. Questo deve finire
e noi da Treviso lo vogliamo iniziare. Grazie, grazie Miatello, complimenti per questa straordinaria azione a favore dei risparmiatori truffati. Dobbiamo chiudere però con un collegamento a Colle Umberto, c'è di nuovo Christian Arboit con Tommaso Migot, perché c'è dopo i ladri in abitazioni, controlli dei CC in seguito anche agli appelli dei sindaci. A te Christian. Sì, direttore, controlli straordinari da Colle Umberto a Pieve di Soligo, da Farra di Soligo a Vittorio Veneto. Noi adesso siamo a Vittorio Veneto, la sindaca Mirella Bagliana ci ha dato la sua disponibilità, la saluto e la ringrazio. Come puoi vedere, tra l'altro, siamo nella piazza centrale di Vittorio Veneto e ci sono i militari dell'Arma, ci sono uomini e mezzi, anche perché nella giornata di oggi si sta tenendo un'importante gara, ma insomma il territorio, come vedi, è ben presidiato. Nella giornata di ieri c'è stato un controllo straordinario, sindaco, che lei aveva chiesto anche al prefetto, un controllo antifurti, è entrato in azione anche il battaglione Mestre. Sì, innanzitutto buongiorno direttore, e sì, noi ringraziamo assolutamente l'Arma dei Carabinieri e i militari che sono intervenuti. Vediamo che la presenza nel territorio è garantita e naturalmente i casi che ci sono stati per il passato, insomma, fanno sì che appunto ci sia la necessità di avere maggiore forze dell'ordine sul territorio, e questa è la risposta che sta arrivando, è una risposta positiva, e di questo assolutamente ringraziamo il Ministero, la Prefettura e tutti coloro che lavorano in questo senso. Ecco, soprattutto inizio anno Vittorio Veneto è stata particolarmente bersagliata dai ladri, quindi questa è una risposta. L'importante è che magari questa risposta diventi strutturale. Sì, ecco, esatto, naturalmente la società si sta evolvendo, quindi abbiamo sempre più fenomeni di microcriminalità, di criminalità, e secondo me appunto attraverso un coordinamento delle forze dell'ordine e attraverso un interessamento, come già sta avvenendo, sapremo far fronte a questa nuova esigenza. Ecco, la piazza presidiata oggi insomma è un segnale. Sì, oggi c'è una grande manifestazione in corso, una staffetta che passa per la città di Vittorio Veneto, scende da Belluno, arriverà fino a Roma, Run for Hope, per la raccolta fondi per gli istituti di ricerca per la prevenzione contro i tumori, e oggi l'Arma ci onora della sua presenza, perché tra l'altro ci sono dei militari che corrono durante questa staffetta. Ieri, tra l'altro, proprio a titolo di flash, poi ci ritorneremo questa sera, sorvegliati speciali sono state la statale di Alemagna, la stazione ferroviaria e poi i centri di Farra di Soligo, Pieve di Soligo. Sono stati posti in essere anche dei provvedimenti, uno in particolare, un uomo di 56 anni che è stato trovato senza patente di guida, documento che non aveva mai conseguito, un vero e proprio record. Ma questa sera chiaramente torneremo su tutti questi fatti. Grazie sindaco Bagliana. Direttore, con Tommaso Migot dal cuore di Vittorio Veneto, a te la linea. Grazie Cristian, grazie molto alla sindaca Bagliana. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG. Vi ricordo gli ospiti di questa sera: Focus Fabrizio Boron, Sonia Brescacin, Silvia Calligaro, Gian Antonio Darè, Alessandra Nava, Leonardo Padrin, Silvano Piazza e Antonella Tocchetto. È tutto per oggi, grazie molte a Renato Cappoia e Italo Morao in regia, e vi auguro un buon proseguimento di giornata.